Ci siamo impegnati entro il 15 gennaio a chiudere il lavoro tecnico per quanto di competenza statale, quindi fra il Ministero delle Autonomie e tutti gli altri ministeri. Così lo scorso 21 dicembre il vice premier Matteo Salvini stabiliva il termine ultimo per chiudere il confronto tecnico sull'autonomia del Veneto tra il ministro Erika Stefani e i titolari degli altri dicasteri. Il 15 gennaio è arrivato in fretta e ancora si è ben lontani dall'aver chiaro quali e quante competenze saranno trasferite dallo Stato alla Regione. La delegazione veneta insiste su tutte le 23 materie e il capogruppo leghista a Palazzo Ferrofini, Nicola Finco, punta il dito sui 5 Stelle come responsabili delle attuali incertezze. I 5 Stelle stanno facendo delle resistenze, però mi auguro che l'operato del ministro Salvini permetta di dare una risposta concreta a questo territorio, perché noi con l'autonomia non abbiamo alcuna intenzione di scherzare. Accusa invece la Lega il capogruppo pentastellato Jacopo Berti. Anche nella sua recente visita in Veneto, Luigi Di Maio è stato chiaro, ricorda, la si smetta di dire che siamo noi a remare contro. Noi per primi come consiglieri regionali non abbiamo mai ricevuto dal governatore Zaia un minimo di aggiornamento, una situazione per capire a che punto sono le trattative. Noi per primi come Movimento 5 Stelle ci siamo impegnati nella campagna elettorale proprio per l'autonomia. Il Veneto ha chiesto troppo, sostiene dal canto suo il capogruppo PD Stefano Fracasso. Si doveva partire dalla preintesa sulle 5 materie firmate dal governo Gentiloni, invece Zaia ha promesso l'impossibile e ora rischia di non ottenere nulla. Si sono impantanati, tra l'altro con questo boomerang del residuo fiscale che non c'è, e che però a forza di dirlo anche nelle regioni del sud ci hanno creduto e adesso hanno messo il freno a mano. Il Veneto non accetterà compromessi al ribasso, ribadisce il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti. Siamo a Roma per un'autonomia vera e non per firmare provvedimenti di facciata. Quanto ai 5 Stelle, risponde, gli impegni presi dovrebbero ricordarli ai loro ministri e parlamentari, non certo al governatore Zaia. Io mi auguro e spero che anche chi in questo momento a livello di burocrazie ministeriali, a livello anche politico di qualche ministro sta frenando questa richiesta del Veneto, di ricordare cosa è stato detto appunto in quella campagna elettorale.